Sul ghiacciaio del Salénat si cercano tracce del nostro passato. Tra i crepacci, gli archeologi trovano oggetti e ossa vecchie di secoli. Potrebbe essere una gerla o un cestino, qualcosa del genere. Durante una missione precedente, il servizio archeologico vallesano ha identificato il DNA di 2 individui, un uomo e una donna, morti tra il 1640 e il 1800. Tutto ciò che rimane di questa coppia sono dei frammenti sparsi per centinaia di metri. Non so se sia la base. C'è come una tela molto fine, sembra qualcosa di piuttosto recente. Le analisi autoptiche ci dicono che queste persone venivano dalla valle del Rodano, erano ben attrezzate e conoscevano la montagna. È un bastone con una punta in ferro. Tutti questi oggetti saranno analizzati in laboratorio per capire se appartengono alla coppia trovata sul ghiacciaio del Salénat. Non riusciremo a capire perché erano qui, ma possiamo fare delle ipotesi. Forse quella più probabile è che volessero valicare il passo qui sopra, il Col du Chardonnay, per poi scendere sul ghiacciaio dell'Argentière e quindi a Chamonix. Lo scioglimento dei ghiacciai fa riemergere molti corpi. Raccontano vecchie storie o tragedie recenti. Durante quest'estate torrida, anche la polizia può fare delle scoperte importanti. Dai ghiacci emergono resti umani o frammenti di aerei, grazie ai quali si potrebbero chiarire dei casi irrisolti. La polizia cantonale vallesana ha un registro delle persone scomparse sul nostro territorio. Sono 300 e possiamo immaginare che la metà siano sulle nostre montagne, sui ghiacciai. Il registro, iniziato nel 1925, oggi conta dunque 300 casi, dietro ognuno dei quali c'è una famiglia che aspetta di poter elaborare il lutto. Alla polizia cantonale riceviamo regolarmente telefonate di persone che hanno trovato dei frammenti ossei nei boschi o altrove e noi andiamo sempre sul posto. Perché è importante? Il lavoro di identificazione è importante per le famiglie che da anni e persino da decenni aspettano una risposta. Qualche giorno fa un aereo da turismo è stato liberato dal ghiaccio della Lech. L'apparecchio si era schiantato nel 1968. Si recuperano i resti delle vittime e i frammenti di metallo, mentre la fusoliera resta dov'è. Ci sono voluti quindi 50 anni per chiudere il caso e ripulire il ghiacciaio. Ancora irrisolto invece un doppio disastro aereo, consumatosi su un altro ghiacciaio. Sul Monte Bianco 2 aerei di Air India si sono schiantati pressoché nello stesso punto. Il Malabar Princess nel 1950 e un secondo velivolo nel 1966. Entrambi i casi sono ancora aperti. Venant de Bombay et se rendant à Londres, un Constellation de l'Air India a disparu dans les Alpes avec 48 personnes à bord. Après plusieurs heures de recherche, l'appareil de secours découvrait, à la droite d'une arête rocheuse, la carcasse du Constellation, autour de laquelle on ne décelait hélas aucun signe de vie. Questo filmato dell'epoca documenta l'accaduto. Le colonne di soccorso non trovano alcun superstite tra le centinaia di passeggeri e a causa delle cattive condizioni meteo, un solo corpo viene recuperato. Françoise Rey ha scritto diversi libri su queste tragedie del Monte Bianco. Sono 2 incidenti che vedono coinvolta la stessa compagnia, Air India. In entrambi i casi non ci sono stati superstiti. Tutto è ancora sul posto. I rottami dei velivoli e i corpi delle vittime. E addirittura le 2 storie hanno finito per intrecciarsi. Fisicamente, perché i resti si sono mescolati sul ghiacciaio, ma soprattutto nella percezione del pubblico. I rottami dei 2 aerei sono riaffiorati da anni.
ma nessuno ha mai recuperato le centinaia di corpi dei passeggeri indiani. La spiegazione è sempre stata: le condizioni sono proibitive. Abbiamo scritto alle famiglie che le ricerche sono state interrotte, ma non preoccupatevi, le riprenderemo in primavera. Ma intanto le famiglie continuavano a scrivere delle lettere in cui dicevano: mio figlio, nostra madre, è riconoscibile per questo gioiello. Oppure inviavano le radiografie dei denti. Ricordo un padre che diceva: mia figlia portava un anello. Tenetevelo pure se lo trovate, ma fatemi sapere che avete ritrovato mia figlia. Il luogo dell'incidente si trova sul ghiacciaio di Bosson. La leggenda parla di un carico di lingotti d'oro e di pietre preziose. Storie che attirano i cacciatori di tesori. Qui ci sono ancora dei piccoli pezzi. Vedi? Questo è un Boeing. José de Verité raccoglie pezzi di aerei. Vive a Chamonix, dove con questi frammenti crea opere d'arte. Cosa cerca in particolare? Oh, non saprei. C'è sempre qualcosa di interessante che mi sorprende. Oggi José è venuta con una guida locale. La zona è pericolosa. José setaccia questo ghiacciaio da anni, ma un tesoro non l'ha ancora trovato. Ogni giorno qui vengono in parecchi da Chamonix a cercare dei tesori. Qualcuno parla di lingotti d'oro. Forse, sì. Così si dice. Dio solo. L'unico che lo sa è il ghiacciaio del Bosson. Questo è un piccolo pezzo d'osso. Che ne facciamo? Se è un alpinista, Sì, ma è solo un pezzo di piede. trovare dei resti umani è triste. E quando succede a me di trovare dei resti umani, do un colpo di piccozza e finiscono in un crepaccio. Perché il ghiacciaio è il loro sepolcro. Non ci penso proprio di scendere a valle con dei resti umani nello zaino. Con il cambiamento climatico, lo spessore del ghiaccio si riduce sempre di più e sempre più corpi riemergono senza un intervento delle autorità. José continua la sua caccia al tesoro. Raccoglie diverse scatole misteriose. Quando trovo qualcosa faccio una fotografia. Oh, quasi mi cade il cellulare. Qui il ghiaccio non si scioglie. È strano. Ci sono dei gioielli qui dentro. Sono contenta. Guarda, guarda. Forse era una collana, ma sembrano dei rubini, guarda, sono rossi. Cosa c'è di rosso? Io non ci capisco niente di pietre preziose. Nel 2013 un abitante della valle ha trovato dei rubini che valevano 300.000 euro. Come prevede la legge, la metà è andata al comune, il resto al cercatore di tesori. Ehi, Vincent! Guarda, guarda queste piccole pietre. Guarda. Questo è un bel regalo. Magari è solo una scatola di conserva. E io che pensavo di mangiare sardine stasera. Te lo scordi. Questo penso che sia ottone o forse oro. Doveva essere un bel regalo. Chissà per chi. Magnifico. Magnifico. Bello, vero?
Pacottiglia o pietre preziose? Sarà un esperto tra qualche settimana a dirlo. Solo allora José saprà anche se può tenere o meno il suo tesoro. Anche gli archeologi sono alla ricerca di tesori, ma non si tratta di pietre preziose. Il castello di Annecy espone i migliori reperti del Canton Vallese in prestito per una mostra. Pierre-Yves Nicot è un esperto di archeologia glaciale. Elles sont pas mal. Per un archeologo, i tesori sono quegli elementi che ci permettono di ricostruire la nostra storia, quindi ogni ritrovamento su un ghiacciaio lo è. Questo è uno dei pezzi più belli del patrimonio vallesano. Una statuetta in larice risalente all'età del ferro, ha più di 2000 anni. Questa statuetta è stata scoperta nel 1999 da 2 escursionisti italiani sul passo Colomb. L'avevano portata a casa e messa in salotto, dove è rimasta diversi anni. Poi, sulla stampa italiana è comparso un articolo che parlava di un ritrovamento simile. Loro si sono interessati alla cosa e quindi siamo entrati in contatto. È così che la statuetta è potuta tornare al Museo di Storia del Vallese. Le galbe du Mollet est absolument fascinant. Il profilo della gamba è straordinario, ma lo sono pure le anche, che seguono la venatura del legno. Forse era un indicatore culturale, simbolico, territoriale, o forse serviva ad invocare una protezione superiore in un ambiente ostile. Il lavoro degli archeologi continua, ma spesso alle scoperte contribuiscono gli escursionisti. Così è stato, sia per la statuetta in legno di 2000 anni fa che per la coppia di Salénat. Per noi è molto importante che chi trova qualcosa ci avverta, perché il contesto del ritrovamento ha quasi la stessa importanza del reperto, ci aiuta a capire la dinamica degli spostamenti, la storia dell'oggetto, eppure le altre tracce sparse nei dintorni, quindi la cosa giusta da fare è non toccare, segnarsi il posto e annunciare la scoperta. L'aumento delle temperature costringe gli archeologi a fare gli straordinari. Sui ghiacciai compaiono sempre più resti e frammenti, testimonianze rimaste sepolte per pochi decenni, ma anche per centinaia di migliaia di anni. Negli ultimi 2, 3, 4 anni sui ghiacciai le scoperte si susseguono a ritmo davvero continuo. Non c'è stata un'accelerazione particolare quest'anno, ma è verosimile che succederà presto. Gli esami di laboratorio ci diranno cos'è successo alla coppia morta sul ghiacciaio di Salénat tra il 1640 e il 1800. Famiglie da informare non ce ne sono più, ma la loro vicenda è un tassello in più per capire meglio il nostro passato.